Il progetto Agitamus sbarca, o meglio, è sbarcato anche a Santo Lussurgio. Ne parliamo con il dirigente dell'Istituto Comprensivo di Santo Lussurgio, Giuseppe Scarpa. Come posso dire, un qualcosa di davvero importante, soprattutto per quanto riguarda i giovani, i più piccoli che devono imparare a integrare chi meglio di loro. Sì, devo dire grazie al CIP, al Comitato Paralimpico, agli amici che ci hanno coinvolto in questo progetto importantissimo, perché da anni è cascato a pennello, diciamo così, perché da anni cerchiamo di intraprendere percorsi di qualità rispetto all'integrazione degli alunni, di disabili, di tutti gli alunni, e percorsi di inclusione. Questo progetto è stato straordinario, devo dire, perché nonostante abbiamo coinvolto bambini più piccoli, terza elementare e prima media, abbiamo avuto una risposta straordinaria da parte loro, da parte degli insegnanti, da parte del contesto, molti genitori interessati. E quindi diciamo che per noi, che siamo anche un centro territoriale per l'inclusione, è stato davvero molto bello approfittare e rendere qualitativamente migliore il nostro lavoro. Posso farle una domanda? Mi piacerebbe sapere da lei, visto la sua esperienza e anche il ruolo che ricopre, quanto abbiamo da imparare dai bambini? Abbiamo tantissimo da imparare. I bambini intanto sono puliti, sono scarichi, sono assolutamente liberi dai pregiudizi che noi adulti ci portiamo dietro per cultura, dalla nostra cultura. Questo rende molto importante il messaggio che noi possiamo dare a scuola, perché stiamo andando a intervenire, a educare i bambini ad accogliere la diversità, ad accogliere il diverso, a rispettare gli altri e ad avere una visione della vita che sia davvero inclusiva, che sia accessibile a tutti, essere parte di un processo inclusivo. Questo è quello che vogliamo insegnare ai bambini. Agitamus parte da lontano e adesso ha messo radici in tutta la nostra isola. È un qualcosa di beneaugurante per il prossimo futuro, anche perché poi alla fine il mondo è dei giovani. Agitamus è un percorso straordinario, non lo direi neanche un progetto. Agitamus è proprio un'idea, è un messaggio fortissimo, è un esempio. Abbiamo conosciuto atleti che sono venuti a scuola straordinari, i bambini erano entusiasti e i bambini li hanno accolti senza guardare la loro disabilità, li hanno accolti per giocare con loro, li hanno accolti per imparare da loro, senza nessun senso di pietismo, senza nessun favoritismo come magari culturalmente saremmo portati a pensare. Quindi Agitamus mi auguro che trovi ancora più spazio nelle nostre scuole, perché è un modello di lavoro eccezionale. Le persone vengono a scuola, si interfacciano e si crea comunità. La cosa bella è che abbiamo creato comunità, insegnanti, alunni, lo stesso dirigente che si è messo a giocare con i bambini e le famiglie, gli esperti del comitato, gli atleti. È soltanto un messaggio più che positivo. Diciamo che abbiamo lavorato insieme, come a noi piace dire, abbiamo un po' tolto anche, non abbiamo lavorato anche con loro, abbiamo proprio lavorato insieme, perché siamo comunque insieme.